Benvenuti. Oggi vedremo la seconda puntata della serie della BBC che in 8 tappe racconta l'intera storia del mondo, o almeno ci prova. Stavolta tocca agli imperi dell'antichità, quando nasce una delle più strane ossessioni dell'uomo. L'idea cioè che sia bello, esaltante costruire imperi e che sia bello viverci. Che sia bello cioè vivere in un paese immenso dove un unico potere, lontanissimo e probabilmente crudele, impone con la violenza la sottomissione e la pace a tanti popoli diversi. Viene da chiedersi se questa ossessione non derivi dalle paure dei primi uomini. Quando un gruppo di uomini andava a dormire e non sapeva mai se prima del mattino non sarebbe stato sterminato e mangiato da qualche gruppo rivale. Gli imperi hanno tanti svantaggi, ma hanno quest'unico pregio, che quelle cose lì non succedono più. E per la sicurezza gli uomini sono disposti a pagare molto. E a proposito di pagare, nella puntata di oggi vedremo nascere un'altra delle ossessioni dell'umanità. Una cosa che poi è rimasta uguale fino a oggi, per cui in certe situazioni noi ci comportiamo esattamente come si sarebbe comportato un uomo di 2 o 3 mila anni fa. È l'invenzione della moneta d'oro. Incontreremo Creso, re di Lidia, che fu il primo, appunto, a immaginare, per conservare meglio i suoi tesori, di coniare monete d'oro. E solo per questo è diventato proverbiale. In tutte le lingue d'Europa, per dire che uno è molto ricco, si può dire ricco come un Creso. Ecco, gli imperi e l'oro. Siamo solo alla seconda puntata e l'umanità ha già deciso le sue priorità. Buona visione. Di Lachish, Sennacherib domina l'impero per 20 anni, ma non riesce a controllare la sua famiglia. Viene ucciso da uno dei suoi figli, che ambisce a prendere il suo posto al comando. Alessandro stesso sposa 2 principesse persiane e poi organizza un matrimonio di massa tra soldati macedoni e donne del posto. Premia oltre 10.000 coppie con doti generose.